È partito a 66 centesimi di vantaggio su Mölg. Si tratta di Ivica Kostelic, altro cliente molto pericoloso, soprattutto in questa manche anche lui un po' lungo. Lungo, fluido, ma sembrerebbe meno veloce. Ha dato l'impressione di avere meno velocità e di grattare un pochino in questa entrata. E qui si siede in un tratto, direi, che non ha causato problemi a nessun altro atleta. Non è particolarmente in palla in questi momenti. Mantiene il suo vantaggio. Non ha perso niente, però Manfred Mölg è stato fenomenale da qui in giù. Qui deve cambiare marcia se vuole mantenere il suo vantaggio. Sta sciando sicuramente bene, ma ha grattato tanto in quella lunga verso sinistra. Vediamolo, ha ripreso ritmo qui nel finale, ha avuto difficoltà nelle triple, secondo me Kostelic è un maestro. Vediamo se ce la fai davanti, mamma mia. Ecco, a proposito di quello che dicevi di Tomba, hai visto come è andato dritto nel finale? Sì, diciamo che ha contenuto, anche lui non è entrato pulitissimo sul ripido, ma ha fatto un errore più lieve di quello di Mölg e poi è stato capace di andando bene come linea, senz'altro. Adesso però è il momento di Giorgio Rocca, che ha vinto lo scorso anno a Wengen e nelle finali di Lillehammer. Quest'anno a Park City è stato quarto, ma meritava il terzo posto. È partito molto bene in avvio, sta veramente sfiorando il palo, ha cercato linee strettissime. Sì, molto bello quel tratto, bello questo passaggio, forse la linea migliore che abbiamo visto finora. Se è anche veloce, quello è il passaggio, uno dei passaggi chiave. Bene, bene ancora qui, non si è scomposto, molto centrale, molto coordinato. Sì. Vediamolo all'intermedio, anche qui ha tagliato bene la linea davanti. 49 centesimi di vantaggio per Giorgio Rocca. Manfred qui ha perso leggermente l'esterno, però sta controllando, qui deve controllare e poi dopo deve mettersi in azione. Sì, è stato molto accorto, qui il terreno è già rovinato, deve stare molto attento e qui cambiare. Via qui, deve assolutamente mollare gli sci perché Kostelic è stato micidiale. Meglio Kostelic nella tripla, vediamo come taglia, è dietro, è secondo per 31 centesimi. Kostelic ancora una volta, come quando vinse ad Aspen di 1 centesimo se non sbaglio, con il numero già disegnato sul terreno dopo tutti questi passaggi. E vediamo Raik, noi abbiamo sempre espresso un certo tipo di commento su Raik che ha 29 centesimi di vantaggio su Kostelic. Lui solitamente dà molto di più nella prima manche, vediamo se qui ci smentisce, ci farebbe piacere perché è un grande atleta. Sì, senz'altro lascia sempre un po'. Però non è così dinamico, insomma, non come chi l'ha preceduto. Sembrerebbe più controllato, però è buono forse. Ancora 15 centesimi di vantaggio. Ha perso un decimo in sostanza, un decimo e mezzo quasi da Kostelic, che in fondo però ha tagliato delle linee davvero da maestro. Quella curva ormai è diventata quasi impossibile. Guardate, questo tratto si è scavato veramente tanto. Da qui in giù ha fatto la differenza Kostelic, è stato più preciso nelle linee, più fluido. Bello ritmo nel finale, vediamo come chiude, attenzione, non è male, è dietro è terzo, si inserisce tra i due azzurri. Rocca davanti a Raik, Mölg è quarto per che Ivica Kostelic sembra veramente la leggenda, insomma, metropolitana ormai. Si è fatto male al ginocchio, dicono che si sia fatto male al ginocchio ed è in testa, non so se lo vanno a prendere perché ha fatto un tempo micidiale, ma le ginocchia dei Kostelic bisogna scrivere una storia. Sì, purtroppo sì. Tanto c'è Schoenfelder. Vediamo Schoenfelder che è partito guardingo nella parte alta, secondo a Park City, qui ha sbagliato. Ma lì ha tagliato molto nella doppia precedente, poi si è ritrovato un po' troppo lungo sulla curva che seguiva, ma è stato rapido nell'inversione. Mantiene un certo vantaggio, però qui deve scatenarsi e affronta un tratto che si è veramente tanto rovinato. Ecco, guarda, anche lui ha messo di traverso per evitare la buchetta, è passato stretto. Potrebbe essere un atteggiamento anche valido. Vediamolo, doppio tempo vediamolo, qui non è così veloce come gli altri, però forse vediamo inquadrato anche Ivica Kostelic, cercheremo di capire di più, è dietro, nettamente dietro, è quinto, quindi Mölg rimane al quarto posto. Abbiamo Kostelic, Rocca, Raik, Mölg, Schoenfelder, Albrecht. Finalità gli atleti sono in grado di mettere in scena. 39 centesimi solamente di vantaggio per Bourgeat nei confronti di Kostelic. Rocca, se vuole andare sul podio, deve fare in modo che uno di questi due gli finisca dietro. Vediamo Bourgeat ha caratteristiche che si adattano a questo tipo di terreno, però bisogna vedere il ritmo. Adesso è cambiata la storia, adesso è un rodeo, adesso non è più come prima, gli spazi comodi, la fluidità, adesso qui bisogna fare conti con un terreno che
che giocoforza si è rovinato. Gli atleti numeri 1 si ritrovano a correre nelle retrovie come gli outsider, e per loro non è sempre facile. Intanto mantiene un vantaggio di 11 centesimi, ma è da qua in giù che c'è stata la differenza. Qui è entrato molto bene, molto fluido, qua no, è in forca e a parere mio è fuori, poi continua, sarà il responso della giuria a decidere. No, è fuori. Bravo Alfredo, infatti io avevo qualche dubbio, e allora Rocca è sul podio. Rocca è sul podio, noi su queste immagini, guarda come scalpita Alfredo, partito Manfred Pranger, è lui che può inserirsi davanti a Kostelic perché il vantaggio è notevole, 88 centesimi. Sì, però deve giocarseli bene, perché tutta la sua irruenza potrebbe scatenare una reazione uguale e contraria da parte degli sci in quei tratti bucati. Qui non è stato pulitissimo, ha buttato fuori un po' le code rapidamente e lo vediamo un po' imballato. Non vorrei sbagliarmi, ma lì non è stato molto eclatante. Ancora mezzo secondo di vantaggio Pranger, comunque ha lasciato sul terreno quasi 4 decimi e continua a frenare curva dopo curva. Non è quello di prima, è quello di prima sicuramente, la sua azione appare pesante, non ci sono gli spazi giusti per lui. Qui ha riaccelerato però, attenzione, vediamolo, perché non è mai fatto meglio di terzo posto Pranger, è buono nel finale, può farcela, vediamo, è dietro, è terzo dietro a Rocca, è terzo dietro a Rocca per 11 centesimi, terzo podio consecutivo. Ragazzi, c'è anche lo sci, non c'è solo il calcio, cominciamo un po' a parlarne. Sì, sicuramente. Terzo podio consecutivo. Ecco, sicuramente Giorgio sarà contento e scontento nello stesso momento per non essere riuscito a vincere davanti al suo pubblico, e pubblico stasera ce n'è, direi, parecchio, però è una grande prova. In slalom tenere mentalmente due manche di questo genere con un certo tipo di concorrenza significa essere atleti al top, atleti di vertice che possono vincere anche la Coppa di Specialità. Quale è il suo obiettivo? Può farcela senz'altro. Intanto sembrerebbe che Ivica Kostelic abbia davvero problemi al ginocchio. No,